polpetta, cotoletta, francese marussa. Saranno mica le pociaschi? Pollo fermier, carne gialla, non di batteria, battuta al coltello, sottile sottile sottile. Pan carré o pan brioche, ancora meglio. Panna, cipolla brasata in olio, burro freddissimo, panko e le ossicina per imitare la scelletella di pollo. Cominciamo con panna. Lo mettiamo all'interno del pane, rapporto 1 a 1 fino a quando non si assorbe tutto. Gli diamo una leggera girata, non strizzate eccessivamente, che quella panna è fondamentale. Nell'attesa che si spugni il pane, su mezzo chilo di pollo 250 grammi di cipolla ben matura con olio vegetale. Mi raccomando, in Russia non c'era l'olio d'oliva, quindi olio di semi. Mettiamo la cipolla e cominciamo a mantecare. Arriva il momento del burro, tagliato a cubettini piccolissimi, freddo freddo freddo. Un po' di pepe di fresca macina, non esageriamo, e sale. Come vedete ben assorbito ormai il pane. Mettiamo tutto, cominciamo a impastare. Ci ungiamo leggermente le mani e facciamo le nostre polpette a coscetta di pollo. Mi raccomando, non infarinate l'uovo, ma direttamente qui. Andiamo a cuocere. Olio sempre a stessa temperatura, non superati i 160. Ecco qua. Perché non cotte nel burro chiarificato? E con tutto il burro che c'è dentro, che ci serve? Pronti signori? E fate i bravi! Duh.